leale, la possiamo definire così, da parte di chi non rispetta le regole. Questa mattina a Padova c'è stata una visita al centro grossisti, un'occasione voluta per mostrare che, come si può fare del commercio in modo corretto. Sentiamo il servizio di Alice Bragantini. Tolleranza zero della Regione Veneto verso la concorrenza sleale e la contraffazione dei prodotti perpetrata dalle aziende cinesi nei confronti di quelle padovane. In particolare una realtà commerciale da tutelare, secondo l'Ascom, è quella del centro grossisti di Padova, sito in zona industriale, il più grande del Veneto, con la presenza di 50 aziende che danno lavoro a più di 600 persone. Noi vogliamo lavorare tutti con le stesse regole, non ce ne abbiamo con i cinesi, ci mancherebbe, perché si permettono e possono vendere a certi prezzi. A, perché la merce è sicuramente di bassissima qualità, in tempi di crisi poi la gente ha anche bisogno, e B, perché non rispettano, ripeto, i fondamentali delle regole vigenti, quindi per loro il costo del lavoro non c'è. Per loro il costo della ristrutturazione dell'ambiente dove lavorano non c'è, loro quindi si permettono e possono vendere come vogliono. È meglio comprare un prodotto di qualità piuttosto che 10 di non qualità, spendi il doppio e non hai nulla in mano. Un prodotto di qualità ti dura e in tempi di crisi è fondamentale. E dopo la visita di stamane dell'assessore al lavoro del Veneto Elena Donazzana al centro grossisti, è stata annunciata la convocazione di un tavolo regionale contro la concorrenza sleale e la contraffazione per avviare nei confronti dei cinesi tutti i controlli doverosi e necessari. Certamente a partire da noi, perché tutto il tema dei controlli può essere favorito da un rapporto stretto. Qui ha iniziato l'Associazione dei commercianti a lanciare dei messaggi molto chiari. Controlli vuol dire Guardia di Finanza, come è già intervenuta, ma vuol dire Ispettorato del Lavoro, vuol dire tutta la parte della sanità, della salute. A quante verifiche sono sottoposte le nostre aziende, soprattutto quelle italiane? Beh, forse varrebbe la pena mettere una bella lente di ingrandimento su quelli che oggi fanno concorrenza sleale anche nei pertugi delle nostre normative. E restiamo ancora a Padova, andiamo nel quartiere del Portello, uno dei quartieri universitari della